È stata la seconda conferenza delle donne comuniste, svoltasi a Mosca nel 1921, a scegliere la data dell'8 marzo, approvando l'istituzione di un'unica giornata per le celebrazioni della Festa della Donna, che fino a quel momento avveniva nelle diverse nazioni in date differenti. Le ragioni per cui è stato scelto l'8 marzo sono numerose. La conferenza moscovita ha fatto esplicito riferimento a una manifestazione del 1917 che si svolse a San Pietroburgo e che vide le donne della città in prima linea contro lo zarismo per ottenere il pane e la pace. Pochi giorni dopo lo zar abdicò e la data è rimasta nei libri di storia a indicare l'inizio della rivoluzione di febbraio. Successivamente sono stati individuati altri episodi simbolici legati alla data dell'8 marzo, meno connotati politicamente, più vicini al mondo culturale dell'Occidente. Alcuni fanno risalire la scelta a un drammatico fatto accaduto nel 1857 negli Stati Uniti, quando un gruppo di operai morì in un incendio nel capannone della fabbrica in cui erano state rinchiuse dal padrone per impedire loro di partecipare a uno sciopero. Questo episodio viene spesso confuso con un altro incendio avvenuto in una situazione analoga a New York l'8 marzo 1911, quando il rogo in una fabbrica di camicie costò la vita a 134 donne. Le celebrazioni di una giornata della donna è cominciata in Europa nel 1910, quando a Copenaghen la Conferenza internazionale delle donne socialiste fondò l'Ufficio di informazione delle donne socialiste con l'obiettivo dichiarato di ottenere il diritto femminile al voto e più in generale la parità di trattamento rispetto agli uomini, imitando l'esempio degli Stati Uniti che avevano istituito un Women's Day già nel 1908. In Italia le prime celebrazioni legate alla giornata della donna risalgono al 1922. Dopo un'interruzione negli anni del regime fascista, le celebrazioni riprese durante la Seconda Guerra Mondiale, in particolare in occasione della lotta di liberazione sotto forma di mobilitazione femminile contro la guerra e per la rivendicazione dei diritti femminili. Si formano così i primi gruppi di difesa della donna collegati al Comitato di Liberazione Nazionale, da cui successivamente nacque l'Unione Donne Italiane che nel 1946 organizzò il primo 8 marzo nell'Italia ormai liberata, proponendo di farne una giornata per il riconoscimento dei diritti sociali e politici delle donne. Il primo e più importante simbolo associato alla giornata dell'8 marzo è la mimosa. Questa infiorescenza dal bel colore giallo è stata indicata come simbolo della festa già nel 1946. L'idea attribuita a tre ex partigiane e donne politiche che si orientarono su uno dei pochi fiori di stagione disponibili ai primi di marzo. La mimosa ha fiori coloratissimi e decorativi, è relativamente poco costosa e quindi alla portata di tutti. La giornata internazionale della donna ricorda sia le conquiste sociali, economiche e politiche conseguite dalle esponenti del sesso femminile, ma anche il momento per riflettere e prendere coscienza delle zone d'ombra che ancora umiliano e discriminano la popolazione femminile in tutto il mondo. Idealmente l'8 marzo è associato a un'altra data simbolo, il 25 novembre, giorno in cui si celebra la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita nel dicembre 1999.